Grazie, buongiorno a tutti, grazie dell'invito e ovviamente dell'opportunità. Come dicevo prima, dopo devo scappare via subito perché ho una conferenza in regione, però ci tenevo ad essere presente anche per pochi minuti per portare i saluti ovviamente della regione, del Consiglio regionale del Veneto, del Presidente di Cazzari e tutti i colleghi, e ovviamente anche da addetta ai lavori, diciamo così tra virgolette, perché provengo dal settore dei trasporti della CTV e soprattutto sono legato anche al sindacato della CIS, dunque gioco un po' in campo, si può dire, no? Non diciamo nulla, so da dove provengo e dunque a maggior ragione so quali sono i tipi di problemi, ma se si potessero risolvere l'avremmo già fatto, però tutta una serie di difficoltà, di concertazione e quant'altro, sappiamo bene come si sta vivendo oggi il trasporto pubblico locale a 360 gradi. È ovvio che c'è tutta una serie di situazioni e mi auguro che invece appunto possano trovare anche delle soluzioni. Abbiamo sentito appunto dal segretario anche quali possono essere le, diciamo così, le motivazioni che non trovano diciamo così, poi forma nella contrattazione e quant'altro. Detto questo, la parola giusta che ho sentito e voglio rimarcare è la responsabilità. Essere portatore appunto di rappresentanza del mondo dei lavoratori e concertazione con il datore di lavoro e quant'altro diventa sempre più difficile, e un sindacato preparato, funzionale, responsabile può sicuramente portare le istanze appunto e le esigenze dei lavoratori. Dunque nell'augurare ovviamente buon congresso e nel essere sempre a disposizione ovviamente di tutte le partite che possono essere e che mi vedono appunto impegnato nei vari fronti, io vi auguro, e soprattutto voglio rimarcare un aspetto, scusatemi se torno un po' dietro, sempre nell'ottica della responsabilità. Io dico sempre: la politica faccia la politica e il sindacato faccia il sindacato, perché quando si mescolano le cose il risultato è negativo e purtroppo anche a livello nazionale queste cose si vedono. Grazie a tutti e buona continuazione.